Buonasera a tutti ragazzi, sempre mistero, fascino, curiosità. Stavolta parleremo della Matrix. Molti credono in questa teoria. In effetti questa teoria affermerebbe che tutti quanti noi viviamo in una simulazione, quindi come nella Matrix, quindi tutto quello che facciamo noi, tutto quello che ognuno di noi fa è tutto controllato da un supercomputer, quindi da una simulazione. Anche se giustamente non abbiamo le prove, però in tanti credono che sia davvero così. Un fatto molto strano, ciao Igor, buonasera. Un fatto molto insolito che è successo ultimamente, ragazzi, è che a parte che avevano detto il fatto di Matrix, che forse era ciao Jasmine, tu ciao Rosa, viviamo tipo come Matrix, pillola blu o pillola rossa. Comunque, a finale, una signora, in effetti, ciao Anna, aveva fatto questa dichiarazione dicendo che tutti quanti noi viviamo in una Matrix, quindi in un gioco, tutto quello che vediamo è simulazione, quindi ognuno di noi è come se fosse un giocatore. Fatto sta, ragazzi, che questa signora, che in effetti si chiama in effetti la famiglia di Erin Valenti, ha riferito da pochi giorni, da sabato sera, che questa signora non si trova più. Quindi in effetti Erin Valenti è una donna che ha lasciato questa dichiarazione. In effetti lei aveva assemblato, diciamo, fatto, ciao Maria, aveva fatto 250 persone per cercare di trovare questa Matrix. Ciao Maria. Quindi aveva, diciamo, preso a lavorare con lei. Ciao, grazie Giuseppe. Con lei oltre 250, diciamo, persone per vedere se riusciva a trovare questa teoria in effetti. Fatto sta, ragazzi, che dopo aver affermato più volte, fatto libri, che tutti quanti viviamo in una Matrix, la signora, ragazzi, è stata trovata morta. Quindi hanno messo fine a questa signora. Quindi non lo so il perché, ragazzi. Quindi un po' mi viene da pensare come mai adesso stanno cercando diciamo, di identificare come sia morta, come è successo, perché l'hanno trovata morta, quindi adesso devono identificare più o meno quello che è successo. Fatto sta, ragazzi, che è morta, quindi anche perché questa signora aveva detto che questo che noi viviamo in tutto il mondo non è altro che un esperimento mentale, siamo tutti nel Matrix o matrice. Quindi affermava in modo maniacale questa sua teoria. Quindi anche col marito, con i figli, era la stessa cosa. Questa signora non aveva usato né il telefono e né la carta di credito da lunedì, quindi era scomparsa. Quindi dopo che per 2 giorni non era più in effetti che non si riceveva più notizie, giovedì hanno incominciato a fare ricerche e sabato l'hanno trovata morta. Quindi adesso questa è una fondatrice e direttrice di una società di progettazione e sviluppo di applicazioni e ci sta un team globale di 250 persone, quindi diciamo che era una grossa azienda dove diciamo ci stavano pure un team di 250 ingegneri, quindi lei a parte diciamo tutte le cose che diciamo faceva per i computer e l'altro, studiava anche questa teoria diciamo della Matrix. Quindi adesso questa signora, ragazzi, improvvisamente dopo aver fatto queste dichiarazioni che secondo lei e secondo tutto il suo staff e tutti gli ingegneri, secondo lei noi viviamo in una specie di gioco, in effetti una simulazione. Dice ecco perché non abbiamo mai trovato pianeti uguali al nostro, ci saranno altri mondi paralleli al nostro che faranno lo stesso, quindi anche altri mondi paralleli cercheranno qualche alieno, dice, quindi staremo sempre a fare queste cose qui. Quindi dice che secondo lei è un gioco, anche se
Dice, lo so che è difficile avere un computer che potrebbe elaborare tutte queste informazioni, tipo 7 miliardi e mezzo di persone, però dice, sarebbe come una simulazione, quindi lasciato tutto al caso, quindi si potrebbe anche fare, dire, quindi non è che è tutto programmato, quindi potrebbe anche essere una simulazione, però lasciata al caso, cioè ognuno poi si fa, diciamo, una sua interpretazione della vita. Però lei dice, secondo me ci sta, non c'è bisogno proprio di un supercomputer per fare questo, quindi è come se stiamo all'interno di un Matrix, tipo un mondo di realtà virtuale. Quindi, fatto questa dichiarazione, intanto la signora non si è trovata più. Ma non sappiamo se, diciamo, queste cose non sono vere, perché hanno fatto scomparire questa signora, perché manca a farlo apposta prima di morire. Era molto strano che parlava a continuazione di questa teoria di Matrix. Quindi non c'è stata mai una, diciamo, una diagnosi di salute mentale, nessun ricovero in ospedale, nessun uso di sostanze stupefacenti, nessun arresto, cioè pulitissima in tutto e per tutto. Quindi era una grande, diciamo, manager che dirigeva tutte queste persone, una leadership di questo, diciamo, assemblaggio di ingegneri e persone, diciamo, che erano tutti, diciamo, ingegneri informatici in effetti, quindi non erano gente così. Però da quando la signora ha incominciato a fare questa teoria, e intanto è scomparsa e non si è trovata più, poi è stata ritrovata morta in effetti, quindi perché voglio dire io, se non è vera sta cosa della Matrix, che c'entra fare questa cosa a questa? Perché innanzitutto non è stata, diciamo, non si è avvelenata, non si è suicidata, quindi non è morta naturale. Quindi adesso devono aspettare l'autopsia che perlomeno al primo impatto non si è suicidata, non si è uccisa, quindi è stata ammazzata. Quindi adesso devono vedere chi però. Quindi si esclude già la pista che si fosse uccisa lei, quindi è stata trovata morta, non per cause naturali, quindi adesso stanno ancora facendo indagini, quindi non si sa perché proprio quando aveva iniziato a parlare di questa famosa Matrix, di tutto questo, diciamo, gioco, la signora è scomparsa all'improvviso, quindi non scomparsa, ma proprio è andata via nel vero senso della parola, quindi mi fa pensare che forse, sì, come dico io, la rossa o la blu. Guarda, è una cosa strana, perché in effetti questo è un fatto davvero insolito, cioè è come se io adesso mi metto a dire, faccio le teorie, c'ho scienziati intorno a me, ingegneri, incomincio a parlare di Matrix, oh, e poi mi fanno fuori, no? Difatti la signora ha detto è tutto un gioco, un esperimento mentale. Da quando hai cominciato a fare queste formulazioni diciamo, negli ultimi anni, poi improvvisamente la signora scompare, ciao ciao, quindi non sappiamo il motivo, il perché. Non è che aveva nemici e tutto, quindi non aveva nessun nemico, non si drogava, come hanno detto, non era beveva, cioè stava bene di salute, non è morta naturale, cioè un infarto, un ictus, non è, cioè non si sa il motivo perché è stata uccisa, cioè anche i parenti dicono l'unica cosa che lei diceva sempre era il fatto che noi viviamo in una simulazione, solo questo dice può essere stato la cosa che l'ha portata a questa fatalità. Dice perché se no lei non aveva nemici in nessuna maniera. Perché la sua vita in effetti erano i computer, diciamo software e tutte queste cose qui. E inoltre studiava sul fatto se noi vivessimo in una Matrix. E quindi la signora di vederci e grazie l'hanno fatto, come dire, scomparire. Quindi ciao ciao e te ne vai. Quindi, come sempre, ragazzi, mistero sul mistero, va a capire che ci sta dietro, perché
che scopo ha fare fuori una persona che dice che viviamo in una Matrix? Chi la crederebbe? Poi in effetti è difficile credere in questa teoria, no? Se uno mi dice Giuseppe tu vivi in una Matrix, dico sì, però questa cosa ti posso dire la posso credere a 20, a 30%, non è che ci credo al 100%, quindi non è che questa signora avesse detto qualcosa che era molto credibilissimo, anche perché nessuno di noi crede davvero che viviamo in una simulazione, quindi sarebbe stato molto difficile convincere tutto il pianeta a credere a questo. Quindi non vedo perché, se non dà fastidio, eliminarla, quello voglio dire io. Quindi la vedo una cosa un po' che mi puzza, non lo so, come sempre sicuramente qualche cosa ci sta sotto. Come sempre non lo sapremo mai, quindi non è una novità. Però facendo un piccolo ragionamento dice perché farla fuori, questa credeva in una Matrix, che forse viviamo in un mondo sì di simulazione, ma chi crede a questa teoria comunque nessuno di noi, diciamo, se facciamo un sondaggio sul mio canale il 70% dirà non è vero Giuseppe, non ci crede quasi nessuno, quindi a chi poteva dare fastidio, io direi a questa signora. Quindi è come quando dicono Mauro Biglino dice no, gli alieni sono il Dio, Dio camminava sulla terra, dice sì, ma i cattolici, Biglino lo potrà dire 1 milione di volte e non lo pensa proprio, quindi non è che vanno a fare fuori a Biglino perché Biglino dice no, quello, la Bibbia è un libro di guerra. Invece questo ha detto la Matrix è reale, forse è così che noi viviamo, questa bella e buona scompare, noi che scompare, viene ammazzata e ciao ciao. Cioè a che scopo? Forse stava scomodo a qualcuno, forse ha detto un po' di verità e non si sa perché poi ti viene il pensiero di dire ma fa che la signora forse c'ha un po' ragione. Cioè ti viene da pensare, ecco, dice che fastidio poteva dare questa. In una teoria che è molto molto comunque azzardata dire questo. Perché parliamoci chiaro, anche a me personalmente l'ho letto un sacco di volte questa teoria del Matrix, però non è che sono uno che si lascia convincere così facilmente, quindi non credo proprio che stiamo in un computer tutti quanti, che poi lo è per l'amor di Dio, però è difficile da farlo comprendere alle persone, quindi non credo che questa avesse questa forza di no, qua a Salerno si sta bene, la verità non fa freddo, si sta normale, non fa né freddo né caldo. Adesso stamattina faceva un caldo. Devo vederlo, Javier Sampaio, devo vederlo, tanto lo spagnolo lo conosco, quindi non è un problema. Quindi diciamo che da stamattina qua ha fatto un caldo pazzesco, adesso giustamente un po' è sera, quindi si è fatto un po' fresco, però se devo dire fa freddo freddo, no, sto ancora a mezze maniche tranquillamente, quindi pantaloncini, non è che sto ancora vestito tipo invernale, quindi oggi stavamo più o meno a più, quando era qua? 25 gradi stavamo più o meno. Ho fatto il video verso le 3 e mezza, 4 mi pare. Ho detto non ce la faccio più, qua il sole scoppia proprio. Ma un sole che faceva paura, poteva andare a mare, come ho detto io oggi vado a mare, ho detto. Se continua così, domenica tutti a mare. Quindi ragazzi, questa signora purtroppo con la sua convinzione della Matrix è stata trovata morta, quindi non sappiamo adesso chi è stato, perché e se veramente diciamo c'entra qualcosa con questa sua teoria, quindi è anche un dubbio perché non sappiamo se è stata questa sua teoria a far accadere questo, anche perché il marito l'ha detto chiaramente. La Matrix in effetti dice che noi stiamo in un computer, capisci? Grazie.
Dice che tutti quanti noi stiamo come in un videogioco, una grande simulazione, capisci? Come il film Matrix, non so se l'hai visto. In effetti dice che tutti quanti noi siamo come una simulazione, tipo ti presenti quando giochi a simulazione la fattoria, che cresci l'erba, e così crede che noi siamo in un videogioco pure noi, che diciamo una simulazione mentale, capisci? È come se stessimo tutti quanti con la testa dentro un videogioco. Non so se hai visto il film Matrix, dice la pillola blu, pillola rossa, dove vuoi andare? Scenderai negli inferi come me o fare... Oh, e quindi poi dipende da... È un bel film Matrix, vale la pena guardarlo. Se non l'hai visto, guardatelo, così capisci realmente che cos'è la Matrix. In effetti sarebbe che noi non siamo reali, ma siamo virtuali. Quindi questo è il concetto finale. Quindi siamo tutti virtuali, non siamo veri. E quindi dicono che forse un cervellone grande comanda tutti. Sì, so che lo stavano facendo il quarto, Matrix 4, sì. L'ho letto su un sito di americano, è fatto di Matrix 4, quindi secondo me a breve uscirà, secondo me. Io poi stasera va in onda la seconda puntata di Supernatural, quindi domani sera sicuramente sto in prima fila. Comunque, grazie, questa signora non aveva nemici, aveva solo fatto questa teoria e la signora è stata trovata morta. Ma non si sa se è per questa teoria o per qualche altra cosa, quindi non ti posso dire sì per questo. Però il marito dice siamo brava gente, non abbiamo fatto male a nessuno. Mia moglie aveva questa fissazione per la Matrix, per questo mondo simulato, diceva che viviamo in questo, diciamo, gioco, esperimento mentale. Le sue convinzioni erano queste, dice l'unica cosa è solo questa qui che lei poteva avere, diciamo, dei nemici, ma poi non ne aveva, dice non beveva, non fumava, non si drogava, stava bene di salute, non è morta naturale, quindi dice non so perché è stata eliminata, quindi è molto difficile spiegare il perché. Il marito ha detto, quindi il marito è un imprenditore tecnologico, quindi in effetti tutte persone per bene, quindi non si sa perché questa signora improvvisamente è scomparsa, solo perché da 2 o 3 anni ipotizzava questa famosa Matrix simulazione e cercava di cercare, diciamo, di arrivare a un punto in cui lei potesse, sì, come potesse dichiarare, far vedere che in realtà lei aveva ragione, quindi stava cercando un metodo come far vedere che lei, la sua teoria era valida. E quindi forse perciò sarà stata fatta fuori, non lo so, può darsi pure che ci stiamo sbagliando tutti quanti, e che è stata tutta un'altra cosa, però, come dice il marito, l'unica cosa che lei aveva di brutto, dice, è che aveva questa fissazione, lei, la Matrix e il mondo simulato. Poi in effetti su tutte le altre cose dice non ne aveva nemici. Quindi lei aveva questa passione, ma da sempre era convintissima che tutti quanti noi viviamo in un mondo irreale, quindi uno stato mentale, uno stato di coscienza, quindi controllato da chissà chi poi, quindi da tipo un cervellone, uno scienziato, ma ragazzi, questa è solo una teoria, quindi non sappiamo se mo è vero o no. Però sarebbe bello perlomeno sapere perché la signora è stata fatta fuori, perlomeno per lo sfizio. Di sapere no, non c'entra nulla con la Matrix e vabbè. Sì, sì, sono convinto che prima o poi incominceranno con i chip, poi incominceranno con tutte le carte elettroniche a posto dei soldi, come già hanno detto in effetti, che vogliono togliere le banconote dalla circolazione, tutti quanti devono pagare con tessere, tutte card, chip, tutte queste cose, quindi deve scomparire tutto il contante
che deve essere tutto controllato dall'elite, come la chiamo io e come la chiamano tutti, quindi ci vogliono tenere proprio schiavi. Ma pure è capace, eh. Quindi in effetti ultimamente si parla tanto di impianti del chip nella mano destra, come ben sappiamo tutti quanti siamo convintissimi che il famoso impianto nella mano è il marchio della bestia. In effetti l'Apocalisse lo spiega bene che saremo tutti marchiati con il numero 666. In effetti quel codice a barra che sta in quella capsulina che va nel palmo della mano, sotto pelle, in effetti conterrebbe il nome, no il nome, il numero della bestia, quindi 666. Eh sì, lo so, Aurora, saranno brutti tempi per forza, quindi chi non avrà questo marchio in effetti non potrà né comprare né vendere, perché come ho detto io, se tu è contante e mettono questo chip, quindi devi mettere... Sì, sì, il codice a barra risulta quel numero lì, 666, sì, lo so, perciò l'ho detto. Già avevo fatto un video sul fatto del chip sulla mano, che il codice a barra corrisponde al numero della bestia, quindi dell'anticristo. Quindi stanno cercando in tutti i modi di togliere i soldi da mezzo, quindi il contante, di fare solo schede, chip, microchip e tutto questo. Adesso hanno inventato anche la pelle artificiale e tutte queste cose, diciamo, fatte di chip, microchip. Adesso ci sono gli svedesi, sono quelli più fissati su queste cose, addirittura hanno impiantato nel polso la carta di credito che quando pagano basta che passa col polso sulla cassa. Peggio di un po', pensate un poco ragazzi, questi tengono la carta di credito impiantata nella pelle del polso. Quando devono andare al supermercato per pagare, loro basta che passano con la mano sopra il codice delle POS e il lettore legge il codice a barra che sta sotto pelle. Gli svedesi su questi sono proprio fissati loro, sono tutti tecnologici, ma non hanno capito che quello è un marchio della bestia, quindi diciamo che la Svezia è il paese più che sta facendo questa cosa molto già da tempo, sta facendo questa. Non so quante persone già hanno quel chip sulla mano, quasi più della metà della popolazione in Svezia ha questo chip sulla mano. Ah, questo sicuramente, eh. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo più tardi per un altro argomento, vediamo di trovare qualcosa, tema religioso, che il tema religioso fa sempre casino in effetti, al finale tutti quanti bisticciamo perché chi la pensa in maniera, chi la pensa in un'altra, quindi il tema religioso è sempre molto più caotico, come dico io, quindi chi incomincia di qua, chi incomincia di là è più non sfizioso, è più caotico perché poi ognuno la pensa diversamente, però a volte qualcuno deve anche ammettere che a volte forse abbiamo ragione noi, come abbiamo detto sempre, che la Chiesa, tutti quanti osannano la Chiesa, però la Chiesa al finale non fa nulla per il mondo, parla di fame nel mondo, però si siede e mangia lei, quindi non è che sia la Chiesa di Dio. Io la cosa come secondo me l'avrò detto secondo me un milione di volte, lo so, sono ripetitivo, io lo so, Jasmine lo sa, mi immagino la domenica tutti quanti, questa è una cosa proprio fissa che la dico, la dirò fino alla fine dei tempi secondo me questa. Si siedono, fanno la messa a Roma, il Papa, i vescovi, tutti quanti, i bambini, i bambini si muoiono di fame, c'è la fame nel mondo, qua non ci stanno, dormono per strada. Dopo la messa, ragazzi, tutti quanti i vescovi, arcivescovi, preti, suore, tutti quanti nella sala grande del Vaticano e tutti a mangiare e a bere alla faccia di chi ci vuole male, come dico io quando vado a mangiare. Quindi, meno male che si parlava di fame nel mondo, di gente che non può dormire. E loro invece poi dopo la messa si siedono, fateci caso, tutti gli arcivescovi e vescovi, tutti belli cicciottelli, non ci sta uno magro.
e poi vanno a parlare di fame nel mondo. E allora qui non vado da fuori io con la testa, non ci riesco, è più forte di me. Poi arriva la signora anziana, sì, arriva la signora anziana e dice, ma tu la chiesa è una santa cosa, ma santa di che? Mi devo uscire pazza. Tutte queste donazioni che prendono non danno un centesimo ai bambini del terzo mondo, non aiutano nessuno. Quindi vuoi parlare di chiesa di Dio? No, facciamo chiesa di Satana, forse è meglio. Perché voi pensate ad accumulare le vostre ricchezze. Cosa disse Gesù? Non accumulate ricchezze nella terra perché nel paradiso non ci stanno le banche, ragazzi. E invece la Chiesa non osserva questa regola. La Chiesa prende, prende, prende e non dà mai nulla. Questo è il problema. La Chiesa è come un contenitore, incassa e basta. Cioè, deve incassare solo. Non è che io qualche volta in TV, ragazzi, ho visto, che ne so, il Papa Francesco, il Vaticano ha devoluto 100 milioni di euro in Africa, stanno costruendo case, scuole, portare un po' di acqua in Africa. Io non ho mai letto una notizia così, ragazzi, né in Africa né in altro luogo, non è il problema dell'Africa. Però, oppure, che ne so, ha fatto un'opera di beneficenza, ha fatto costruire 200 case per i terremotati, quando c'è stato il famoso terremoto in Umbria, nelle Marche. No, niente, ragazzi. Quindi ditemi voi, poi io devo credere nella Chiesa. Poi se parli con qualche fissato cattolico, perché qua oramai si tratta che la Chiesa cattolica, purtroppo ci sono le persone che io chiamo fanatici religiosi, quindi li chiamo bigotti, perché sono abituati a stare con la testa così e a ragionare così. Perché se si fermassero per un secondo e riflettessero, forse mi darebbero, ma non un po' ragione, parecchio ragione. Quando dico io non do la colpa a tutto, però è la Chiesa proprio che marcia dalle fondamenta proprio dall'inizio. Preti che vanno con le donne, preti che abusano dei bambini, preti che non si capisce nulla, preti che hanno i lamanti, preti che hanno casa, ma di tutto c'hanno. E dove sta la Chiesa di Dio qua? Arcivescovi che prendono 7-8 mila euro al mese, macchinoni, macchine di lusso, vestiti a meglio, auto, quelle là belle per andare e venire dai loro paesi. E voi mi parlate poi della Chiesa. Qua Gesù non ci sta, ma Dio non sta nella Chiesa, ragazzi. Ritorniamo sempre al stesso fatto del Vangelo apocrifo. Il regno di Dio è dentro di te e tutto intorno a te, non in templi di pietra o di legno. Quindi le parole di quel famoso papiro dei rotoli del Mar Morto lo dice chiaro chiaro. Il regno di Dio non sta in templi di pietra o di legno, cioè costruzioni di pietra o di legno. Il regno di Dio è tutto intorno a te, cioè ovunque Dio è ovunque. Quindi io non ho bisogno di un'istituzione per pregare Dio. Quindi non ci sta bisogno di un interlocutore che sarebbe il prete, perché stiamo io, Gesù e Dio direttamente, quindi non ho bisogno del ministero della Chiesa per pregare col mio Dio, con mio Padre. Quindi ditemi io dove sbaglio in queste parole. Io credo che stiamo ragionando perfettamente. Come la Chiesa ha sentito queste parole, il Vangelo, pur datato molto prima dei quattro Vangeli che sono stati quelli che poi hanno composto la Bibbia, è stato dichiarato eretico. In effetti il primo Vangelo, ragazzi, è quello dei rotoli del Mar Morto. Questo è più vecchio. Invece la Chiesa ha fatto, come ti ho detto io l'altra volta, nel 325 d.C. si sono riuniti tutti in un posto, non so dove, e hanno deciso, è stato Costantino, vedi, Jasmine è più preparata di me su queste cose, gli hanno detto questo sì, questo no, questo sì, questo no. Quello che conveniva a loro andava bene, quello che non conveniva effetti è stato detto che è falso quello di Barnaba
e quello di San Tommaso, i suoi due Vangeli apocrifi, cioè che non sono veri. Tutti gli altri quattro poi erano buoni perché erano comodi a loro. Quindi ditemi voi parlate di chiesa e di tutto, che vogliamo parlare? Di che? Se non ci sta da parlare, ragazzi, che poi ognuno dice, vabbè, ma così come pure diciamo, il battesimo non va fatto da piccolo. Il battesimo va fatto quando una persona crede realmente in Dio, in Gesù. Quindi quando tu credi davvero che sei credente, credi in Gesù che è morto e risorto per colpa nostra e ha tolto i peccati e quindi credi in Dio, allora tu in quel momento ti vai a battezzare. Ma un bambino di 5-6 mesi, ditemi voi, che può credere? Non mi venite a dire la solita cosa dei cattolici, perché pure io sono cattolico. Per i soliti cattolici mi rispondono, ma quella la mamma è cattolica. Che c'entra? Che c'è della mamma cattolica? Qua stiamo parlando che tu devi credere, cioè la persona che si battezza deve credere. È come testimone di Geova, in effetti. Sì, sì, lo so che pure i mesi in effetti sono tutti sballati, eppure l'anno ci sta, io ho letto in qualche parte un reperto storico che gli anni non si trovano come sono, in effetti non stiamo nel 2019, forse ne stiamo molto molto prima, quindi non si trovano, mi ricordo, se non vado errato, 200-300 anni sono come se fossero scomparsi, non lo so. Quindi staremo molto molto più indietro, non stiamo nel 2019 come diciamo data, quindi c'è stato come un buco di tempo, dicono, quindi è come se ci manca qualche cosa, quindi non lo so, ma l'avevo letta questa notizia che non siamo neanche nell'anno 2019, però i conti li hanno fatti loro e quindi fortunatamente prove non ce ne sono per dire che non stiamo nel 2019, semmai stiamo, che ne so, nel 1900 invece del 2019. Quindi può darsi che pure la data sia falsata. Quindi diciamo che, come potete vedere, la Chiesa ha fatto tutto questo. Quindi poi sentite una signora che mi viene a parlare bene della Chiesa, che va tutte le sere lì a pregare il suo Dio, a dare offerta alla Chiesa che ingrassa e non fa bene ai poveri, è un po' imbarazzante, diciamo. Quindi non è gente che fa, diciamo, ogni volta fa donazioni alla Chiesa. La Chiesa quei soldi se li prende per lei. Quindi personalmente la Chiesa da me non vedrà mai un centesimo, poco ma sicuro. La voglio dare più a uno su sta su strada, lo metto nel cestino, faccio un'offerta, preferisco così io. In effetti quando guarda, io c'è stato un periodo che quando ho lavorato che avevo il bar, in effetti quando passavo vicino, sono stato a Roma e quando passavo vicino a qualche barbone prendevo 5 euro e ce la metteva dentro il cappello, dentro diciamo dove prendeva le monete, diciamo, prendevo 5 euro e gliela mettevo. Mi ricordo ancora che mi guardavano, sa, con quella faccia tutta, sa, dice possibile questo ha messo 5 euro. E tutto che mi vedeva io me ne andavo, poi non è che mi mettevo là da dire, no, no. Mettevo la 5 euro e me ne andavo, ma sono stato a Roma una settimana più o meno. Ci stavano i soldi ragazzi, quindi non me ne importava proprio, quindi l'ho fatto con vero piacere, non me ne importava nemmeno un poco. All'epoca avevo il bar, quindi figuratevi, guadagnavo più di 200-300 euro al giorno all'epoca, quindi quando sono stato lì, ho fatto una settimana. No, no, alla fine abbiamo parlato un pochino, tanto per cambiare, tanto al finale gli argomenti, poi vedi, parliamo di una cosa, poi andiamo a finire in un'altra, poi a volte andiamo per mangiare, quindi ogni volta è sempre un po' diversa la storia. Fortunatamente Alessandro e Francesco non stanno in giro, se no avremmo attaccato su cosa mangiamo stasera, quindi
non stanno in giro, se no, ma faccio vedere che il video di dopo incominceranno a dire c'ho fame, io ho mangiato poco fa. Sicuramente nel video prossimo, che dopo sicuramente un altro video lo faccio perché è presto, se arriva Alessandro e Francesco, io incomincio a parlare del mangiare nel finale, incominciano io ho fame, io ho mangiato, già tengo fame e così via. Quindi vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo dopo con un altro video. Buona cena a tutti perché anche sono le 8, quindi diciamo è quasi ora. Però mi raccomando, mangiate bene perché dopo facciamo un'altra video e poi volete mangiare un'altra volta. Quindi o non mangiate, aspettate dopo, oppure mangiate leggero e poi mangiate un'altra volta. Vabbè ragazzi, a dopo.